È stato firmato il decreto del governo per istituire la zona logistica semplificata, che coinvolge, oltre ai comuni di Venezia e Rovigo, 17 comuni polesani e che ha il proprio baricentro nel porto di Venezia e Chioggia. Una grande occasione di rilancio per i territori interessati e che all'inizio vedeva il comune di Chioggia escluso. L'obiettivo è quello di attrarre investimenti, in particolar modo nell'ambito di settori come la logistica, i trasporti e le attività produttive, attraverso una drastica semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere a sgravi fiscali, oltre che a un piano di interventi regionali finanziati. Un percorso durato 2 anni, svoltosi con la collaborazione tra i ministeri competenti e la Regione. Un risultato che rende orgoglioso lo stesso Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e che cade in un momento particolarmente difficile per le imprese, i lavoratori e le famiglie, colpiti dall'esponenziale aumento dei costi energetici e delle materie prime. La ZLS Porto di Venezia Rodigino rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo regionale. Le stime dicono che in 10 anni può produrre investimenti economici pari a 2,4 miliardi di euro, un aumento di 177 mila posti di lavoro, un incremento dell'export del 40% e dell'8,4% del traffico portuale. Sono numeri che dimostrano come la ZLS rappresenti un'occasione straordinaria di sviluppo per un territorio da tempo considerato in stato di marginalità economica, afferma Zaia. Sono stati coinvolti in questi 2 anni Regione, comuni sul cui territorio la ZLS cade, la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, l'Autorità Portuale, la Città Metropolitana di Venezia, la Provincia di Rovigo, le principali associazioni di categoria e le associazioni sindacali attive sul territorio. È stato fatto un intenso lavoro che ha tenuto conto dei contributi di tutti e consentito di condividere con il territorio ogni singolo passaggio. Ora sarà necessario l'insediamento del comitato di indirizzo a cui spetterà il compito di assicurare alle aziende presenti nella ZLS gli strumenti per poter operare appieno e la promozione verso i potenziali investitori internazionali. Questo passo, la firma del decreto, ha affermato l'assessore Roberto Marcato, è il primo passo per il rilancio economico dei territori inclusi nella ZLS. Ora tutti i soggetti coinvolti devono attivarsi per arrivare agli obiettivi prefissi dal piano di sviluppo. Pew, 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 pew.